Sauris. Facciamo una giornata un po' diversa in montagna, quindi Alpi Friulane. Siamo arrivati fino a Sauris in macchina, parcheggiato lì ai margini del paese, Sauris di sopra per la precisione. Facciamo una camminatina che dovrebbe essere una ventina di minuti, una roba super easy, fino al rifugio Monte Ruche, e poi da lì, se non sbaglio, possiamo fare un'altra camminata di un'oretta circa lungo il fianco del monte, sfruttare questa giornata che meteorologicamente non è bellissima, però è molto autunnale, 100% autunno. Che colori! Arrivando da Sauris di sopra, lungo quella strada, sempre proseguire dritti. Il percorso, il sentiero è marcato come 1A con una tabella azzurra, quindi facilissimo. Comunque, diversamente dal solito, in cui in inverno puntavamo principalmente allo sci, in quest'autunno stiamo iniziando a fare delle brevi camminate, semplici camminate in montagna, perché penso che, vista la situazione contingente, quest'anno si farà ben poco sci, quindi è l'occasione perfetta per godere della montagna, per fruire della montagna in un altro modo. L'idea è avvicinarci a delle camminate sempre più difficili, sempre più particolari, diciamo alzando ogni volta un po' il livello, così da arrivare in inverno con un minimo di bagaglio per fare delle camminate belle. Vediamo. Comunque, appena si apre un attimo la giornata, c'è una luce e i colori diventano di un vivido veramente stupendo. Questo è l'agriturismo Monte Ruche, che prima erroneamente chiamato rifugio per abitudine. La nostra idea sarebbe pranzare qui, abbiamo già prenotato, a dire la verità, ma dopo aver fatto la camminata che si prende continuando su questa strada per una ventina di minuti in discesa, questa è la previsione, e poi una quarantina di minuti di rientro in salita. Magari adesso ci fermiamo lo stesso per una merenda e facciamo la camminata dall'altra parte. Quindi merendina, strudel e crostatina. Abbiamo preso la strada che costeggia l'agriturismo sulla destra e andiamo avanti per di qua. Sì,
C'è un bufalo. Non ci siamo passati vicino proprio per non farlo imbufalire. No dai, è sempre brutto disturbare gli animali. Dopo una decina di minuti scarsa di camminata nel bosco siamo arrivati qui all'attacco della zipline. Questi sono i casolari Beinte, ho trovato su internet, non lo sapevo io. Proseguiamo qua sulla sinistra lungo questo sentiero, si è aperta la vista sulle Alpi Carniche, spettacolare, veramente bello. Dall'altro versante si dovrebbe vedere anche il lago, perché appunto mi risulta che la zipline passi sopra il lago. Lì sotto effettivamente c'è il lago. Adesso torno sul sentiero e andiamo giù. Ci sarà ancora un po' di discesa e dopo gireremo i tacchi e torneremo all'agriturismo Monterucche. Allora, arrivando da qui, dove ero poco fa, qua si pone un dubbio. Le indicazioni, sempre 1A direzione La Maina, dicono dritto, ma effettivamente c'è questa sbarra con scritto proprietà privata, divieto di transito. Divieto di transito che violeremo perché sono andato a vedere dall'altra parte e si arriva solo in delle case. Invece ci incuriosisce andare oltre di qua. Fra l'altro anche sul casolare stesso dove c'è il divieto di transito c'è scritto La Maina. Vediamo. Confermo che la violazione della proprietà privata, almeno secondo me, ha valso la pena. Molto bello questo pezzo. C'è il sentiero che stiamo percorrendo che va giù di qua. Questa è, diciamo, la fermata della zipline. Mi dicono, perché la zipline non è una cosa per me, che questa sia la prima fermata, poi ci sono dei cartelli rossi che effettivamente vedo da qui, per fare un pezzo di camminata a piedi, riprendere la zipline e fare un'altra sezione di zipline. Stavo cercando un sinonimo, ma zipline quello è. Molto bello il sentiero, facilissimo, largo, senza nessun problema. Potremmo valutare di fare una seconda puntata un'altra volta in mountain bike per di qua, perché secondo me può essere anche interessante per chi magari deve prendere confidenza con la bici sullo sterrato. Interessante. Altro bivio del quale non sapevo l'esistenza. Qua c'è segnato 1H Sauris di sotto, 43 minuti, sempre parte del sentiero naturalistico escursionistico della zona. E di qua l'indicazione per il lago La Maina. Questo è il sentiero 1A che stiamo percorrendo. Mi sembra abbastanza chiaro che sia un no, ma noi continuiamo a proseguire lo stesso, imperterriti, spero anche impuniti, ma questo lo scopriremo dopo. Allora, come da previsione, probabilmente quello che vorrei verificare adesso, il sentiero
si fermerà qua, perché appunto è il pezzo che chi fa la zipline fa a piedi per riprendere il segmento successivo da qui. Infatti qua finisce il sentiero. In realtà no, si può scendere per di qua, che mi ispirano un poco, però non lo faremo perché abbiamo prenotato il pranzo all'agriturismo e quindi dobbiamo rientrare. Occasione perfetta per tornare, direi. Veramente figo, magari un pezzo in bici e un pezzo camminando, potrebbe essere una bella idea. Stupendo però qua, questa è sempre la zipline che non farò mai, e lì c'è una persona che scende subito sotto la zipline a piedi. Quanta gola posso avere di fare questo in mountain bike? Ok, abbiamo girato i tacchi e siamo di rientro. Diciamo che da dove abbiamo parcheggiato la macchina, quindi alle pendici del paese, Sauris di Sopra, a qui si fa tranquillamente in mezz'ora, senza fare pause, fermate, come abbiamo fatto noi, tranquillamente. È tutto in discesa assolutamente, e quindi adesso ci aspetta il rientro in salita, però poi c'è il pranzo. And we are back at Agriturismo Monterucche. Adesso se magna, è arrivato il momento del pranzo. Passiamo di qua, dai, così passiamo vicino al bufalo. Il bufalo. Allora, magnato, avevo magnato, camminato, avevo camminato, adesso rientriamo e vediamo cosa fare. Si va di qua. And we are headed towards Sauris di Sopra.
siamo addirittura d'arrivo e si è anche riaperto il cielo. Che bello. Comunque camminata facilissima, assolutamente fattibile da chiunque, fino all'agriturismo. Monte Ruche è asfaltata, quindi la strada veramente la può fare chiunque. Rientriamo, abbiamo parcheggiato la macchina lì, subito al confine del paese, e casa. Bello, bello questo avvicinamento alle camminate in montagna, mi sta piacendo. Sicuramente daremo seguito alla cosa. Ci vediamo al prossimo video, che potrebbe essere di bici, di camminate, qualsiasi cosa. Ciao.